E se invece al Vinitaly diciamo vivo, parliamo di Veneto orientale, andiamo a conoscere questa realtà. Vinitaly di consolidamento per il gruppo Vivo, nato dalla fusione tra le cantine produttori riuniti del Veneto orientale e la cantina produttori di Campo di Pietra, una realtà vitivinicola che ambisce a conquistare sempre un maggior numero di mercati esteri. Un Vinitaly molto importante nel quale stiamo realizzando tutta una serie di successi in termini di performance di vendita, soprattutto nei mercati esteri, che vede la nostra azienda ai vertici delle aziende in un contesto nazionale, la linea Bosco, la Bosco Viticoltori per quanto riguarda i prodotti in bottiglia, il gruppo Vivo Cantine per quanto riguarda i vini sfusi e Vigna Dogarina per quanto riguarda il settore delle enoteche e della grande ristorazione. Un gruppo nato nel 2012 che si pone come punto d'unione tra la tradizione vitivinicola di tanti piccoli produttori e la loro innata capacità imprenditoriale volta a soddisfare le esigenze del mercato. Una forte radicalità nel nostro territorio, in tutte le nostre aree di interesse, vale a dire all'interno delle province di Treviso e di Venezia. Abbiamo ubicato la nostra sede in posizione centrale a Campo di Pietra, abbiamo l'azienda agricola Vigna Dogarina dove facciamo anche didattica, istruzione, formazione per i nostri soci e Bosco come attività di imbottigliamento dove produciamo oltre 25 milioni di bottiglie che vendiamo esclusivamente nei mercati esteri. La dimensione raggiunta pone Vivo Cantine tra le principali cooperative vitivinicole italiane di primo grado, rafforzando ulteriormente la posizione all'interno delle DOCG Lison e Malanotte, nonché delle DOC Prosecco, Venezia, Piave e Lison Pramaggiore. E se dico Pinot Grigio, una bella sfida e tanta benzina in cascina. Verissimo, verissimo, una grande sfida, una sfida che stiamo raccogliendo. Noi siamo tra i più importanti gruppi produttori di Pinot Grigio, è un progetto questo che abbiamo sempre sostenuto sin dalle prime riunioni di formazione di questo consorzio, è un progetto nel quale crediamo ed è un progetto mediante il quale vogliamo dare garanzia di reddito ai produttori nostri soci.